Nonostante la grave sparatoria ad inizio novembre, un fatto certamente estemporaneo, per Mogliano è stato un anno da ricordare, dalla riqualificazione del centro storico alle attività come città europea dello sport, fino ai nuovi investimenti sulla sicurezza che danno ragione al comune. Ma i dati ci dicono che Mogliano, insomma, i reati sono assolutamente in calo, il trend è molto positivo. Addirittura anche per quanto riguarda i furti in abitazione, i dati ci dicono che siamo in calo e in controtendenza tra l'altro a quello che avviene nel resto della provincia. L'evento principale è stato certamente la riapertura pedonale della piazza, luogo di identificazione dei moglianesi. Abbiamo fatto un grande lavoro per rilanciare sia dal punto di vista commerciale, anche con degli aiuti, sia dal punto di vista della vita della città, con tantissimi eventi già a partire da metà di giugno, ma poi sono proseguiti anche in autunno, importanti manifestazioni, fino ad arrivare qui al Natale. Si è investito anche nel turismo e nel sociale, ma nel 2026 arriveranno 2 milioni di euro per la nuova biblioteca e 800 mila euro per il centro giovani. In progetto anche nuove asfaltature e videocamere, oltre alla messa in sicurezza sismica della caserma dei Carabinieri per 400 mila euro. Confermate per il nuovo anno tutte le buone pratiche dello sport per famiglie e associazioni. Stiamo parlando per esempio di uno sportello fiscale che aiuta e sostiene le associazioni sportive del territorio a dirimere quelle che sono le questioni che possono nascere dall'interpretazione appunto della riforma dello sport e sostenerle quindi anche nelle attività quotidiane. Altre attività messe in campo questa volta per le famiglie, l'organizzazione delle visite medico-sportive non agonistiche per i giovani moglianesi dai 6 ai 18 anni, attività che ha riscosso particolarmente successo. Aumentano gli assistenti sociali da 5 a 6 e nasce un nuovo progetto. Abbiamo anche favorito, in collaborazione con l'associazione Festo, la nascita di un consultorio dedicato alle famiglie con ragazzi con malattie rare e al disagio giovanile. La sfida 2026 sono anche gli ATS e l'apertura delle case di comunità finanziata con 2 milioni e 700 mila euro, ma anche la riproposizione di un'esperienza di co-housing per 10 ragazzi dai 13 ai 16 anni a Bonisiolo, 3 giorni alle prese con se stessi a cucinare e fare rete senza i social di mezzo, insieme agli educatori di strada del comune. Si sono trovati coesi, hanno fatto nuove amicizie e in più questa cosa è fatta. Abbiamo fatto sì che anche la scuola riprendesse il tema dell'iniziativa con una serata dedicata ai ragazzi e ai genitori.